Da oggi è vietato andare in strada senza coprirsi naso e bocca. Il sindaco di Milano Sala chiede che le farmacie siano fornite di mascherine e che si vigili sui prezzi. Alvise Losi. Mascherina obbligatoria per tutti o in subordine almeno una sciarpa o un foulard. In Lombardia chiunque esca di casa da oggi e fino al 13 aprile potrà farlo solo con bocca e naso coperti. Un'imposizione che arriva dalla Regione in un'ordinanza volta a limitare ulteriormente i rischi di contagio dopo che negli ultimi giorni un maggior numero di cittadini era uscito di casa e in troppi senza dispositivi di protezione. Dal sindaco di Milano Beppe Sala arriva il richiamo a garantire la possibilità di acquisto di mascherine nelle farmacie e soprattutto la richiesta di vigilare sui prezzi per evitare speculazioni. La Lombardia affronta così la sua 7ª domenica dall'inizio dell'epidemia. Faremo un po' di informazioni in sostanza e poi da domani, dopodomani cominceremo anche ad applicare delle sanzioni. Una novità positiva perché richiama l'attenzione su comportamenti un po' troppo, sportivi, visti negli ultimi giorni soprattutto. La Regione ribadisce che si può uscire solo se necessario, per fare la spesa, consentito a un unico membro del nucleo familiare, per portare fuori il cane o per fare attività motoria, comunque non oltre 200 metri dall'abitazione. I commercianti dovranno fornire ai clienti guanti e soluzioni disinfettanti prima dell'ingresso e, se possibile, verificare la loro temperatura. Divieto tassativo di uscita invece per chiunque presenti sintomi riconducibili al Covid-19, anche senza aver fatto il tampone. Vietati inoltre gli assembramenti di oltre 2 persone. Stabile la curva del